Per me ecco, presentare un libro è soprattutto stare insieme, scambiare parole, darsi quella parola comune magari che uno non riesce a fare solo fra due persone, però in collettività probabilmente qualcosa di più esce fuori, no? Si esce un po' fuori da noi stessi e la parola acquista un significato, penso, decisamente maggiore. Queste persone sono i miei due relatori, abbiamo la professoressa Mirella Trebbioli e Massimo Pacetti, che l'ho scelto perché è un mio concittadino, non è di Firenze, quindi non potevo non come appunto per quest'ultima L'ombra del Giglio, che ha questo titolo emblematico della sua amata Firenze. Giglio, Firenze, titolo emblematico. Come lei dice di se stessa, le sue radici toscane hanno un senso di appartenenza fisica e morale. Il poter vedere il palazzo dove è nata, una volta si nasceva in casa, le appropria ancor di più la sua identità, arricchita dai racconti della madre che hanno vivificato le sue radici. Il riflesso del tempo della madre è diventata la sua memoria, la memoria come sensazioni e pensieri di quegli anni trascorsi a Firenze. De qui l'impulso per la raccolta di questi versi. Allora, grata a codesta città per la cultura del bello nella tradizione della sua storia, arte e magia, eccola recuperare i tanti personaggi illustri che figurano proprio in questa raccolta di versi, come di terra toscana e particolarmente di Firenze, come ad esempio Benvenuto Cellini, che associa a Piazza Signoria e alla perfezione del suo Perseo, o ancora personaggi certo non meno celebri che appunto compone in un arco lungo di tempo dal Medioevo ai giorni nostri. Sembra facile, ma non è facile per niente cogliere l'anima, non quello che hanno fatto, quello che hanno scritto. Giovanni dalle bande nere, insomma ce n'è tanti che poi ognuno lo giudica come vuole, chi un mercenario, chi un altro tipo di personaggio, ma entrargli sotto le bande nere e studiarne il cervello forse è una cosa un po' diversa. E Patrizia si cimenta in un libro arduo perché cerca l'anima di una Firenze di uomini e di donne che a volte può anche sfuggirci. Vede i fiorentini, ma anche altri in Toscana. La Toscana è un'entità strana, ha dei confini, ma la Toscana è la Toscana delle città, non è la Toscana della regione. È un'altra cosa, sono le città che hanno fatto quella regione, non è la regione e i confini dell'Appennino e dell'Etruria che hanno fatto, è un altro discorso. E le città si sono anche combattute fra di loro. Poi ai fiorentini loro di loro stessi dicono le cose terribili, ma se glielo dice un altro, Madonna mia, c'è da star freschi. Maremma Maiala, ci vuole adesso. E allora la Patrizia invece che lo può fare, come una fucina filtrano polvere e colori e le mani prendono destrezza nella scultura e nelle tele. I tuoi pupilli, forgiati come creta, seguono a te devoti i tuoi ritocchi in forma di consiglio. Sono naufraghi approdati al tuo perfetto stile, giovin garzoni come il Buonarroti. Narra il Vasari il tuo ricorrer d'uso nei quadri a elementi di una quotidiana di vita quotidiana, scusate, senza stonata doratura da accecare gli occhi. E io, che porto il nome di Fiorenza alla mia vita, con te divido lo sgarbo alla passione di mai sentirsi vago d'un'opera compiuta.